Filip Kruslin, una partita delicata quella di domenica, però la si gioca in un orario poco abituale, quello delle ore 12, ma con un'isola e un palazzetto sicuramente che è chiamato all'appello per darvi una grossa mano. Sì, certo, giochiamo contro una squadra che è molto forte, che loro hanno perso la partita in Supercoppa e quindi probabilmente sono molto carichi per arrivare qua. Sì, però noi abbiamo il nostro chance in queste partite, in tutte le partite, perché è solo una partita di pallacanestro, non è che tu puoi pensare a vincere la partita facile. Quindi sì, è molto importante che giochiamo da nostri tifosi che non ho dubbio che il palazzetto è pieno e tutta l'isola con noi. Spero che possiamo giocare una bella partita e magari alla fine vinciamo. Filippo, il nuovo coach, insomma, qualcuno ha detto hai la sfortuna di parlare la tua stessa lingua, però è anche facilitato dal fatto che magari puoi essere il trade union con il resto dei compagni. Il basket è sempre basket, qualcuno con le idee differenti, però lui lavora molto, abbiamo capito, sul ripartire da una buona difesa. Sì, sì, certo, sono d'accordo, è un allenatore che è molto preciso, fa tanti punti in vista di piccoli dettagli che sono per me molto importanti in pallacanestro, quindi alleniamo molto bene, queste 3 settimane senza partita abbiamo fatto tanto lavoro e io penso che siamo pronti per questa fine della stagione in queste 10 partite e spero che possiamo fare tante vittorie.